Prosegue senza sosta l'azione dei carabinieri del comando provinciale di Agrigento contro i reati predatori. I militari della stazione di Raffadali hanno arrestato in flagranza di reato ben 7 persone di nazionalità italiana, compresa tra i 60 e i 17 anni, ritenuti responsabili del furto di 6 motocicli ai danni di una concessionaria raffadalese. L'intervento dei carabinieri è scaturito a seguito di una segnalazione pervenuta al numero di emergenza 112. Gli operatori della centrale operativa hanno immediatamente allertato le pattuglie sul territorio che si sono portate sul luogo del furto. Gli autori del reato, dopo aver forzato il cancello e la porta d'ingresso dell'esercizio commerciale, hanno prelevato i motocicli in esposizione caricandoli su di un furgone parcheggiato all'interno dell'area della concessionaria per poi darsi alla fuga. Immediatamente sono state attivate le ricerche che hanno permesso di individuare il veicolo utilizzato per il trasporto della merce rubata e un altro mezzo di appoggio con cui i malviventi stavano cercando di far perdere le proprie tracce. Dopo un breve inseguimento i carabinieri sono riusciti a bloccare i sospettati nel territorio di Siculiana. La successiva perquisizione ha consentito di rinvenire e sequestrare diversi strumenti atti allo scasso come guanti, passamontagna e anche un coltello. Il coordinamento delle pattuglie impiegate nel servizio di controllo del territorio e la rapidità dell'azione hanno consentito così di recuperare l'intera refurtiva che è stata prontamente restituita al proprietario. Il risultato operativo testimonia l'impegno dell'Arma nel garantire sicurezza e tutela del patrimonio dei cittadini. Gli arrestati sono stati condotti presso le case circondariali di Agrigento e presso l'Istituto Penale per minorenni Malaspina di Palermo in udienza di convalida, come disposto dall'autorità giudiziaria.